Oggi è il 5 agosto e ricorre un evento particolare. Infatti il 5 agosto 1905 nasce il primo esperimento di campeggio in Francia, anche se in realtà questa vacanza particolare, quasi un po' alternativa, trova le sue basi già agli inizi del Novecento, quando l'attivista Holding, spostandosi grazie alla sua personale crociera svolta in canoa, decide di avere la necessità di trovare un momento di relax, porta con sé la sua tenda e fa le sue soste nel verde delle campagne, negli spazi verdi che trova lungo il suo tragitto fluviale. La storia del campeggio però non finisce qui, infatti ci sono esperienze diverse in Belgio, in Francia, fino poi ad arrivare nel 1932 qui in Italia, in particolare nella regione del Piemonte, quando gruppi di vacanzieri si spostavano, cercavano degli spazi verdi lontani dalle città abitate per poter trascorrere delle giornate di vacanza in tutta libertà. Ora questo è un po' lontano dalla nostra idea di campeggio che attualmente va quasi a sostituire un villaggio organizzato. Certo è che il desiderio di natura e di relax è un desiderio che negli anni c'è sempre stato e tutt'oggi ancora di più. Avete anche voi questo desiderio di vacanza all'aria aperta, in relax? Avete qualche esperienza da raccontare riguardo delle vostre vacanze in campeggio? Se è così vi invito a farlo e aspetto le vostre ciacole qui sotto.